questa puntata di Sguardi sul Veneto non siamo in una villa come vi abbiamo abituato negli appuntamenti precedenti, ma ci troviamo in un manufatto, in un palazzo altrettanto storico, altrettanto suggestivo e prezioso. Siamo a Palazzo Barbaran da Porto, nel cuore di Vicenza, antica residenza del nobile vicentino Montano Barbarano, che ne commissionò la costruzione ad Andrea Palladio, dell'unico palazzo a Vicenza che Palladio riuscì a realizzare e a concludere integralmente. Dal 1958 il palazzo ospita anche la sede del CISA, il Centro Internazionale Studi di Architettura Andrea Palladio, e ne parliamo proprio con il suo direttore Guido Beltramini. Direttore, anzitutto spendiamo due parole su questo meraviglioso palazzo. Molto spesso i palazzi di Palladio venivano cominciati da dei committenti pieni di amore e di energia verso l'architettura, ma siccome i cantieri duravano a lungo, molto spesso la seconda generazione, i figli, interrompevano i cantieri. In questo caso Montano Barbarano riesce a concludere il palazzo, ma a prezzo della propria bancarotta. Infatti subito dopo la morte di Montano i figli cercano di vendere il palazzo per cercare di recuperare quanto il padre aveva speso. Dobbiamo immaginare che per questi nobili vicentini costruire un palazzo come questo era innanzitutto un'affermazione di identità culturale e politica. Essere figli di Roma voleva dire essere lontani da Venezia, qualcosa che i nobili vicentini, sempre in contrasto con la capitale dello Stato, avevano nel sangue. Questi cenni storici su Palazzo Barbaran da Porto, ma ora ci occupiamo invece del CISA, il Centro Internazionale Studi di Architettura Andrea Palladio, fondato nel 1958 e che proprio dal 1997 trova sede qui all'interno del Palazzo Barbaran da Porto. E allora, direttore, intanto però capiamo come è nato questo centro, con quali obiettivi e in quale contesto storico. Il CISA nasce dopo la guerra. Sapete che la guerra aveva comportato danneggiamenti molto gravi per molti edifici palladiani, pensiamo solo alla Basilica, che aveva visto la sua carena bruciare in una notte terribile il 18 marzo 1945, poco prima della fine della guerra. E il primo presidente del CISA, Guglielmo Cappelletti, dice di aver cominciato a interessarsi a Palladio e a comprare libri su Palladio perché sentiva il dovere civile, come governante della città, di ricostruire nel miglior modo la Vicenza palladiana. Quindi il CISA nasce, cioè un centro di ricerca viene fondato dopo la guerra. In piena crisi si pensa che per ricostruire Vicenza non bastino i soldi del piano Marshall, ma ci voglia anche un istituto di ricerca. E la cosa per me impressionante è che a lavorare in questo istituto chiamano da subito studiosi da paesi che si erano combattuti fino a 10 anni prima. L'istituto continua negli anni successivi, in realtà noi non siamo qui dal 58, i primi anni siamo stati prima a Palazzo Valmarana, poi all'interno della Basilica, e siamo qui dal 1997, quando questo palazzo è stato concluso, il restauro è stato concluso dal Ministero dei Beni Culturali, e abbiamo speso questi anni per realizzare qui tutta una serie di mostre che hanno avuto un largo successo, e in questo bisogna ricordare l'azione molto incisiva non solo del nostro consiglio scientifico, che raduna i grandi studiosi da tutto il mondo, che oggi si chiamano James Ackerman, Howard Burns, che è il presidente, o Christoph Frommel, ma anche un consiglio di amministrazione guidato da Amalia Sartori, che con grande determinazione ha sempre trovato in questi momenti difficili le risorse e le energie necessarie per far funzionare un centro come questo. Capendo quanto importante è per il Veneto, pensate che il 6 dicembre del 2010 il Congresso degli Stati Uniti, a Camere riunite, ha dichiarato Palladio padre dell'architettura americana e ha espresso la gratitudine del popolo americano a Palladio. E nelle premesse di questa dichiarazione è proprio citato il lavoro del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, cioè il nostro lavoro, e quello del Comitato per le Celebrazioni Palladiane. Ecco, capite come in un caso del genere un'esperienza culturale può diventare anche un importante momento politico e diplomatico per promuovere l'immagine dell'Italia all'estero.
Direttore, da qualche giorno avete inaugurato anche il Palladio Museum, un museo interattivo, un vero e proprio laboratorio di ricerca, di studio, di approfondimento, naturalmente incentrato sulla figura e sull'operato del Palladio. Con quale obiettivo, anche se poi lo approfondiremo con l'architetto che lo ha un po' ideato e strutturato, con quale obiettivo questo museo? Ecco, dal 4 ottobre esiste un baricentro, esiste un luogo dove venire a scoprire Palladio, perché non illudiamoci, naturalmente il museo palladiano vero è il Veneto, perché le opere sono le meravigliose ville, le chiese di Venezia, i ponti come il ponte di Bassano, i palazzi come questo. Ma io sono convinto che per mettere in rete questo patrimonio, per trasformarlo veramente da oggetti in un sistema, e per avvicinarsi in quello che sempre noi veneti vagheggiamo da anni, il circuito dei castelli della Loira, bene, io penso che mancasse un luogo da cui partire e con questo museo credo che ci saremo. Voi sapete ad esempio che un elemento fondamentale per l'architettura, per capire un architetto, sono i suoi disegni. Bene, dal 1614 il 95% dei disegni di Palladio è in Inghilterra, perché vengono comprati da un architetto inglese di passaggio e portati a Londra. Bene, grazie a un accordo con il proprietario dei disegni, che è l'ordine degli architetti inglesi, che si chiama il Royal Institute of British Architects, grazie ad un accordo con il Royal Institute noi abbiamo nel Museo Palladiano in permanenza gruppi di disegni palladiani, naturalmente a rotazione perché per ragioni conservative, però chiunque venga al Museo Palladiano in qualsiasi momento dell'anno troverà dei disegni originali di Palladio provenienti da Londra e nel corso degli anni quindi l'intero patrimonio palladiano a rotazione tornerà a casa. Solo questo vi fa capire l'importanza che può avere per noi. Ci siamo spostati in una delle sale del Palladio Museum e abbiamo raggiunto Alessandro Scandurra, l'architetto che ha ideato questo museo davvero interattivo. Allora, intanto come l'hai pensato, come l'hai immaginato e poi anche come è realizzato, come è strutturato? Allora, fare un museo di architettura, soprattutto un museo su Palladio a Vicenza, è una specie di paradosso perché basta camminare per le strade della città per ammirare i palazzi. Allora, l'idea è stata quella di mettere in mostra il CISA, il Centro di Studi Internazionale sull'Architettura, come mettendo in scena i suoi studiosi e i metodi con i quali studiano Palladio. Da 50 anni questo luogo è sede di questo centro, mi sembrava interessante racchiudere all'interno delle sale alcuni argomenti fondamentali per la ricerca di Palladio e siccome sono innumerevoli l'idea è quella di rendere il museo una sorta di laboratorio e per fare questo gli argomenti si dovranno succedere l'uno all'altro, stanza per stanza, cambiare nel tempo, avere una sorta di programma e questo mi ha portato a pensare questo museo come una specie di dietro le quinte, di backstage, dove tutto cambia e viene messo in mostra volta per volta a seconda del tipo di ricerca e dello stadio di avanzamento della ricerca. Si cammina in un palazzo di Palladio, dentro questo palazzo non c'è un arredamento che lo cambia, ma ci sono degli strumenti che consentono di vedere alcuni punti di vista per studiare Palladio. In questa prima fase del calendario di questo museo le sale sono tematiche e abbiamo dopo l'ingresso dopo una sala multimediale in cui sarà messa una sorta di timeline interattiva con la quale si capirà nel tempo la vita e il lavoro di Palladio, un corridoio che spiega la storia del CISA e poi la prima sala che è un po' la fortuna di Palladio, della diffusione di Palladio, rappresentata dalla rotonda e dai 4 libri, per cui abbiamo chiamata la sala della carta, in qualche modo della stampa, della diffusione, della divulgazione di Palladio nel tempo e nello spazio. No? Geograficamente uno degli architetti nel tempo e nello spazio più copiati.
In questa seconda sala dove ci troviamo, è la sala della costruzione e della tecnologia, ci sono alcuni elementi fondamentali nelle costruzioni di Palladio. Palladio era uno scalpellino, per cui nasce da un confronto con la materia molto diretto. Qui alle mie spalle vedrete le sagome degli scalpellini che utilizzano per costruire fisicamente le trabeazioni, e qui ci sono tutti i palazzi di Palladio rappresentati, smontati con le sagome utilizzate per realizzare le trabeazioni. Nella stanza successiva vedrete tutti i palazzi vicentini, i quali sono stati possibili per la grande fortuna di alcuni commercianti vicentini che con la seta, il commercio della seta, hanno acquisito un potere economico tale per cui poi il fatto di dover essere rappresentati in città ha fatto sì che Palladio fosse chiamato. In questa sala incontrerete per esempio dei bachi vivi che fanno parte di questo dispositivo un po' più narrativo, un po' più emozionale del museo. La stanza successiva ancora è quella del grande salone, dove invece il tema è quello del grano e della gloria. Il grano perché sono racchiuse tutte le ville vicentine, e le ville erano dei dispositivi che strutturavano il territorio e il commercio del grano, che ha reso autonomo e emancipato tutto il Veneto, emancipato dal dover acquistare il grano turco. L'ultima sala espositiva è dedicata al Redentore, Venezia, le grandi macchine costruite da Palladio alla fine della sua carriera, il Redentore come grande organismo complesso che racchiude un po' a fine carriera una specie di sintesi delle idee progettuali di Palladio. Alessandro, questo museo non ha audioguide, non ha cataloghi, ma ha degli accompagnatori speciali che aiutano il visitatore ad entrare nelle tematiche del museo. Sì, una cosa che volevo fare in questo museo è di non fare un percorso per soli addette. I visitatori anche non tecnici possono visitare il museo e essere accompagnati stanza per stanza dagli studiosi che ho fatto riprendere la figura reale e proiettare sui muri del palazzo. Un altro esempio di interazione che il visitatore avrà con il museo stesso è che fisicamente deve scoprire quali sono i contenuti. Sì, diciamo che il visitatore entrerà come in una sorta di piccolo spettacolo nel quale verrà coinvolto. Il livello di interazione è molto semplice. Per esempio, per scoprire i disegni originali di Palladio dovrà fare un gesto estremamente semplice, che è quello di aprire questo contenitore che svela non solo il disegno originale ma anche le annotazioni fatte attorno al disegno, proprio per rendere il più leggibile possibile anche questo tipo di documenti legati più agli specialisti che non a visitatori non tecnici.
Si conclude qui la nostra puntata dedicata al Palazzo Barbaranda Porto, al Centro Internazionale Studi di Architettura Andrea Palladio e al Palladio Museum. Speriamo davvero di avervi incuriosito e suggestionato. Come sempre, Sguardi sul Veneto tornerà puntualmente martedì prossimo alle 15. Arrivederci.